Accoltellò la dottoressa dello IOV che l'aveva appena seguito nella sua terapia antalgica. L'anziano padovano, autore dell'aggressione avvenuta nel novembre del 2022 a Padova, è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 2 mesi di reclusione per tentato omicidio. Il giudice alla fine ha riconosciuto il vizio parziale di mente e quindi l'anziano non andrà in carcere. La dottoressa, ferita alla mano e alla gola, si era salvata difendendosi, si è costituita parte civile ed è stata risarcita con 50.000 euro. Quel giorno di novembre l'anziano paziente era andato all'Istituto Oncologico Veneto per la consueta seduta di terapia antalgica per alleviare i forti dolori causati da una neoplasia. All'improvviso ha aggredito la dottoressa con un coltello da cucina portato da casa. L'uomo in precedenza non aveva mai mostrato segni di aggressività o violenza nei confronti della terapeuta. È stato bloccato in tempo dagli altri medici e infermieri che erano stati richiamati dalle urla della dottoressa, che era riuscita a parare i colpi potenzialmente mortali. L'anziano venne fermato fino all'arrivo della polizia. Dopo la condanna, il giudice ha comminato la pena con la libertà vigilata per 1 anno e l'obbligo di frequentare un centro di salute mentale.